E quindi questa Tatiana sarebbe innamorata di lei? 22 anni, bea come il sole, solo che il nostro amore non può concretizzarsi finché non le mando 5.000 euro per curare la mamma ammalata. Ma non le suona un po' da truffa? No, perché ha detto che me li restituisce appena ci sposeremo. E insomma, in questa mail salta fuori che sono l'unico erede di questo zio canadese che non sapevo nemmeno di avere 30 milioni di dollari. Solo che per sbloccare questa cifra devo mandare 2.500 euro per pagare questa tassa. E me li ha mandati? Non ancora, perché non so boh. E ora dico, vado al punto digitale facile che mi spiega errori. Come non mandarli? Perché questa è una truffa. Il messaggio diceva: ciao papà, mi si è rotto il telefono, scrivimi a questo numero. E invece non sospetto Perché? Qual è il problema? che mi nozioino. Anche se in effetti qualche anno fa c'è stata un'estate un po' movimentata. Guardi, non è necessario entrare nella sua vita privata. Stia tranquillo che questa è una truffa. La fantasia dei truffatori non ha limiti. Non dare mai i tuoi dati personali o i dati bancari. E al primo sospetto, rivolgiti al punto digitale facile più vicino a te per imparare a difenderti dalle truffe. Guarda che mi ha scritto un'altra, Cheryl, 19 anni. Questa si è davvero innamorata di me, perché mi ha chiesto solo 150 euro.